Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori e bentrovati con Trieste in diretta. In questa prima parte di pomeriggio parleremo della Mitteleuropean Race, lo facciamo con Maurizio De Marco, uno degli organizzatori, l'organizzatore di questo evento. Intanto buon pomeriggio e bentrovato. Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito. Poi nella seconda parte invece avremo la Presidente della Fondazione Lucchetta, Daniela Lucchetta, quindi argomenti che andranno a spaziare su altri settori. Andiamo a delineare i dettagli proprio della Mitteleuropean Race di quest'anno, diverse novità già introdotte, un'organizzazione piuttosto corposa ma ben rodata, forse il termine rodaggio è un termine che si addice anche. Sì, in questo caso sì, si addice, siamo già alla 7ª edizione, abbiamo cominciato con una scommessa quasi, adesso possiamo dire che abbiamo raggiunto un livello veramente ottimo, soprattutto per quanto riguarda la presenza di vetture veramente storiche ma molto molto importanti. E questo è un fiore all'occhiello della nostra organizzazione, è un fiore all'occhiello che io cerco di portare avanti perché dal mio punto di vista l'importanza è la qualità delle vetture, non tanto la quantità delle vetture. E noi quest'anno abbiamo veramente delle vetture straordinarie con degli equipaggi che provengono un po' da tutta Europa, c'è anche un equipaggio da Israele con una vettura straordinaria perché è un Abarth Simca 1300 che è una vettura che hanno costruito in pochissimi esemplari, che ha delle quotazioni anche veramente alte, molto alte. C'è un equipaggio che proviene dagli Stati Uniti, da Miami, e poi qualche tedesco, qualche olandese, un lussemburghese, insomma abbiamo un po' una varietà. Un po' di tutto. Modelli unici quindi anche. Sì, abbiamo veramente delle vetture molto belle. Pensi che abbiamo 3 Lambda, Lancia Lambda degli anni 20, abbiamo 3 OM iscritte e anche quelle sono macchine degli anni 20-30, quindi poi abbiamo un Amilcar del 1906, una Bugatti T51 del 30, adesso queste sono le prime macchine che mi vengono certo. in mente. Ecco. Quest'anno c'è, come negli anni scorsi, una serie di tappe, una serie di eventi che prendono piede nei giorni della manifestazione, poi la crono probabilmente è un po' il cuore di tutte le gare, no? Certo, diciamo che quest'anno la manifestazione si svolge per la prima volta in tutte e quattro le province della regione del Friuli Venezia Giulia, e di questo siamo molto, molto soddisfatti perché anche organizzativamente andare fino alla provincia di Pordenone da Trieste non è semplicissimo. Assolutamente. Perché stilare un roadbook come facciamo noi porta via tantissimo tempo e tantissime risorse, sia di tempo che economiche. Quindi siamo molto soddisfatti di questo. 4 province toccate con le vetture che diceva lei prima che parteciperanno e quindi di tracciati diversi, anche inediti insomma. Sì, i tracciati sono quasi del tutto inediti perché appunto andare... Salvo la Trieste-Opicina, diciamo. A parte la salita della Trieste-Opicina che si farà, ma però con il traffico, cioè con traffico aperto, sì, non con strada chiusa, e quindi diciamo a parte quel percorso lì, ma andiamo fino in provincia di Pordenone, a Spilimbergo, a Ragogna, sulla San Daniele, a Fagagna, quindi facciamo un percorso molto molto variegato. Poi qui abbiamo visto, qui stiamo guardando anche delle immagini delle scorse edizioni, è un pacchetto turistico completo quello che offre la vostra organizzazione, perché sì, chi sceglie di partecipare, chi ha la vettura, chi si vuole mettere in gioco e vuole vivere questa esperienza in questi 3 giorni, arriva a Trieste, trova vitto e alloggio, trova un'organizzazione che lo segue, lo cura, gli dà le indicazioni, quindi diciamo che diventa, ripeto, un pacchetto turistico vero e proprio. Sì, difatti noi da quest'anno possiamo fregiarci anche del marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, che ci è stato concesso dalla regione, e soprattutto perché il nostro
è nato come un progetto di marketing territoriale fondamentalmente, e quindi di conseguenza i concorrenti che vengono fondamentalmente sì per divertirsi con la gara, ma fondamentalmente per conoscere la regione e stare in posti esclusivi come noi li portiamo in giro per tutta la regione. Immagino ci siano molti che ritornano, quindi diciamo sì, partecipanti consueti. Ci sono degli equipaggi, 2 o 3 equipaggi che hanno fatto tutte e 7 le edizioni. Ah, ok, quindi affezionati. Sì, più che affezionati si trovano molto bene. L'ambiente con cui vengono accolti è un ambiente molto sano, di amicizia, e soprattutto li portiamo sempre in posti nuovi che insomma, rimangono sempre sbalorditi. Io mi ricorderò sempre il primo anno che il caporedattore del TG5 è venuto a Trieste e si è commosso, come mi sto commuovendo io adesso, a vedere Piazza Unità, che non l'aveva mai vista. Anche il fatto che lei si commuove vuol dire che proprio è stato un modo questo da parte del partecipante per riconoscere tutti i vostri sforzi. Certo. Poi è un'organizzazione che, come è strutturata, noi diciamo spesso, ciò che si vede sabato, domenica è il completamento di un percorso organizzativo che tiene conto di tante sfaccettature, che deve mettere assieme tante realtà e che poi confluisce in 3 giorni, però dietro c'è il lavoro di un anno? Guardi, noi finita la gara praticamente la iniziamo già per l'anno successivo. Il lavoro è molto, molto complesso, molto impegnativo, e soprattutto perché diciamo che la vera organizzazione è fatta da 3 persone. Siamo io, Riccardo Novacco e Susanna Serri, che organizziamo praticamente tutto. Okay. Io faccio la parte sportiva, Susanna Serri la parte comunicazione, e la parte istituzionale la fa Riccardo Novacco, per cui diciamo il lavoro è molto, molto, molto intenso. Però ripeto, io punto molto alla qualità delle vetture e dei partecipanti piuttosto che alla quantità, perché è un mio modo di vedere le cose, ecco. Anche, insomma, ecco, questo è quello che volevo dire. Ecco. Qui siamo con le immagini a Muggia e vediamo alcune delle vetture, poi ecco, questa è una 1750 Grand Sport, è una vettura fatta dalla carrozzeria Zagato, è una vettura super vincente, vinceva Tazio Nuvolari, ha fatto il record della 1000 miglia, l'ha fatta proprio con quel modello lì nel 1930, che ha superato i 100 km all'ora di velocità media sulle strade di allora del 1930, che erano praticamente tutte strade sterrate. Sì, certo. Quasi ecco, mulattiere, insomma. Quasi mulattiere, sì. E lei pensi che è riuscito ad andare a 100 km all'ora di media. Di media, sì. Sono cose impensabili e addirittura straordinarie, ecco, diciamo pure. Quando ci sono le edizioni della Mittel European Race, qual è la risposta che hanno non i partecipanti, ma il pubblico? Cioè c'è molta curiosità dietro alle vetture storiche esposte, per dire, in Piazza Unità. Lo abbiamo visto spesso, è sempre così? Continua a essere così? Sì, continua a essere così, ma soprattutto continua a essere così quando c'è la qualità delle vetture esposte. Teniamo presente che oltre alla nostra manifestazione c'è anche il concorso d'eleganza Città di Trieste, organizzato dall'ACI, ACI Roma, ACI Storico, che porta in Piazza Unità quest'anno 27 vetture che hanno fatto la storia dell'automobile. Quelle 27 vetture lì sono in forma statica, con una giuria fatta da altissimi personaggi del mondo automobilistico, e quelle vetture saranno visibili praticamente da venerdì pomeriggio fino a domenica, allora nel primo pomeriggio, ecco. E quelle sono statiche, ferme, che sono visitabili e visibili sempre. Ecco, qui vediamo ancora alcune delle riprese degli anni passati con le auto in Piazza Unità. Quindi mi sta dicendo praticamente che avete in qualche modo dovuto dire di no a qualcuno. Ma diciamo che più del dire di no a qualcuno, i nostri sforzi sono quelli di cercare di far venire
proprietari di vetture importanti. Ok. Naturalmente questo è uno sforzo che fanno quasi tutti gli organizzatori, per cui per noi diventa un po' complicato farli venire, e soprattutto teniamo presente che per la maggior parte delle persone Trieste è sempre lontana. Ah beh, vero. Ecco, Trieste è lontana, devono fare da Venezia 150 km, per loro gli sembra di fare chissà che strada. Io in realtà vado spesso a Brescia a fare delle gare, insomma in 3 ore e mezza sono a Brescia, non è questa distanza siderale. Ecco. È più forse un concetto psicologico, no? Sì, è un concetto psicologico che però geograficamente la si vede sempre distante la città. Però è un concetto molto radicato ancora dentro. Trieste è lontana, e quindi, anche se non è vero, però questa è la realtà, e allora di conseguenza cerco, ripeto, di far partecipare vetture molto importanti, e cercando di agire sui proprietari di queste vetture qua. Che poi molti di questi magari vengono con la stessa vettura in auto e possono fare la costiera, che è una strada che insomma ha il suo fascino, quindi è un incentivo ulteriore a dire venite col bel tempo con la vostra macchina d'epoca, anche magari in bella stagione, e vi fate la costiera, è un bel colpo d'occhio. Difatti l'arrivo della tappa di sabato sarà tramite la costiera, cioè tutti i partecipanti passeranno verso le 17:30, 18, passeranno per la strada costiera per arrivare in Piazza Unità, dove ci sarà l'arrivo con la prima vettura che arriverà alle 18:15. Ok, lei diceva abbiamo puntato sulla qualità. Ogni anno però puntare su maggior qualità diventa uno sforzo che raddoppia volta dopo volta. Come si fa a migliorare da un anno all'altro per cercare di mantenere vivo l'interesse? Migliorare, noi abbiamo partecipato per esempio quest'anno alla fiera di Automoto d'Epoca di Padova con uno stand dedicato. Nel 2023 la mostra si è spostata a Bologna e avremo quasi sicuramente uno stand assieme a Turismo FVG. Ok. E quindi perché anche Turismo FVG crede in questo genere di manifestazioni, che sono manifestazioni diciamo di qualità, ripeto, non tanto di quantità ma di qualità, e quindi questo, ecco, per esempio questa era una BMW 328, una vettura straordinaria. Qua siamo a Fagagna dove fanno la corsa degli asini, che il comune è stato gentilissimo da concederci per fare delle prove cronometrate sulla piazza. Tanti rapporti con gli enti locali in questo caso per andare a toccare le varie località e anche avvisare e coorganizzare che c'è in corso una manifestazione, cioè, bisogna avere anche una rete di contatti piuttosto estesa. Esatto. Quest'anno abbiamo un piccolo problemino che speriamo di risolvere tranquillamente, perché c'è la concomitanza con il raduno degli alpini, la radunata degli alpini, quindi noi Udine la saltiamo, però comunque gli alpini quando vanno in qualche città monopolizzano tutto un largo territorio, quindi speriamo di non avere grandi problematiche con loro, ecco. Però, prego. No, volevo dire che siamo anche, per esempio, abbiamo concesso Piazza Unità d'Italia alla banda degli alpini che verrà a suonare il sabato pomeriggio verso le 2:30, 3 in Piazza Unità, la fanfara praticamente verrà a suonare in Piazza Unità. Voi siete molto attivi nel sociale anche con le vostre manifestazioni, con l'attività che fate durante tutto l'anno, soprattutto declinata in quali tipo di aiuto? Allora, noi siamo promotori di un progetto e di una realtà sociale molto importante. Prima di tutto l'AIDO, perché siamo facenti parte di un circuito che promuove l'associazione donatori organi, e siamo molto contenti di questo qua. E poi soprattutto siamo promotori del progetto MITE, che è un progetto che è un acronimo di Meet, Ensemble, Together, adesso non mi ricordo più la quarta parola, in tedesco. Ok.
che è un progetto pensato da un triestino, tra parentesi, con di un triestino, Luciano Viaro, che purtroppo è scomparso, che porta diciamo, sulle vetture storiche e anche sulle vetture moderne dei navigatori ipovedenti o non vedenti addirittura. Loro leggono il roadbook in braille, perché viene tradotto in braille da noi, dalla nostra organizzazione, leggono il roadbook in braille e il pilota viene guidato da questi ragazzi giovani, ipovedenti o non vedenti, e la cosa è molto, molto, molto bella, ecco. Cioè noi siamo veramente, quest'anno avremo addirittura 4 equipaggi con dei navigatori ipovedenti. E loro quando operano? Cioè sono la domenica e il sabato? No, loro fanno tutto il giro, i 450 chilometri, loro sono in macchina con un pilota, e quindi fanno tutto il percorso portando il pilota, diciamo, a fare tutte le prove di regolarità. Le iscrizioni sono ancora aperte? Le iscrizioni chiudono stasera. Però diciamo più che altro per questioni alberghiere, perché Trieste è sempre overbooking per gli alberghi, e quindi in questo periodo è sempre un problema. Un problema grosso di molte cose, anche poi anche la Dunata degli Alpini ha portato tantissimi, gli hotel sono veramente strapieni proprio, ecco. E quanta è la quota di iscritti? È già adesso abbiamo 40 vetture più 15 supercar Ferrari, Maserati, Aston Martin, e poi abbiamo una decina di vetture che fanno la regolarità turistica solo la domenica, quindi abbiamo un 65 vetture in tutto. Prima dicevo come si incastri proprio la vostra manifestazione, il vostro evento si incastri in un calendario turistico che sta proponendo in città, soprattutto in questa stagione, molti eventi in settimane una dopo l'altra, anche le più diverse, dai tornei sportivi alle gare, il raduno delle auto d'epoca, ma anche agli eventi podistici, alla corsa, agli eventi culturali. Anche incastrare il calendario può diventare un lavoro, ma immagino che ci sia anche la necessità di collaborare poi con tutti quelli che hanno l'interesse di mettere ognuno la propria parte in città. Poi la centrale Piazza Unità può andare bene per tutti, ma non può andare bene con tutti. Esatto. Difatti ci sarebbe dovuta essere la concomitanza con quell'evento che verrà fatto la settimana successiva alla nostra, che è quell'evento di golf in città. C'era la concomitanza, dopo con il comune siamo riusciti a incastrare le cose. Un pacchetto turistico, come dicevo prima, il vostro, che propone molto, anche in qualche modo la comunicazione voi avete dovuto renderla un poco più potenziata. L'abbiamo molto potenziata, grazie anche a Tele4, a il Radio.0 che anche ci seguirà anche quest'anno, e poi soprattutto abbiamo coinvolto un addetto stampa che ci segue in maniera molto importante. Da vicino. Cosa ci dice, diciamo, guardando un po' anche indietro a quella che è la storia organizzativa vostra e le vostre attività? Ma diciamo che la nostra associazione nasce tanti anni fa, inizialmente con un progetto per l'inserimento di giovani in ambito motociclistico. Poi dopo ci siamo specializzati, anche perché io sono un vecchio regolarista, la mia prima gara l'ho fatta nel 1986, quindi immagini lei, diciamo è una passione che coltivo da tanti anni e che adesso sta quasi diventando una professione, perché organizzare una manifestazione di questo genere veramente ci si deve mettere tanto impegno e tanto tempo da dedicare, ecco. E niente. Vuole che delineiamo il programma? Allora, le vetture arriveranno venerdì
venerdì 12, dopo le 14 in Piazza Unità, un po' alla volta, e faremo le verifiche tecniche sportive all'hotel Savoia Excelsior Palace, e le macchine verranno parcheggiate in Piazza Unità d'Italia. E sabato mattina le vetture partiranno alle 8:30 da Piazza Unità d'Italia per arrivare fino a, come le dicevo, prima a Villa Manin, poi andiamo a Spilimbergo, a Ragogna, a San Daniele del Friuli, Fagagna, e poi ritorniamo verso Butrio e tutta la zona di Mariano del Friuli, eccetera, per arrivare alle 18:15 in Piazza Unità d'Italia. La domenica invece la partenza sarà alle 9:30 e faremo un percorso sul Carso Triestino praticamente, sul Carso Triestino, con arrivo in Piazza Unità alle 13:15. Però nel frattempo in Piazza Unità ci sarà la premiazione del concorso d'eleganza, quindi invito tutta la gente appassionata e anche i non appassionati a essere presenti, tempo permettendo naturalmente, in Piazza Unità d'Italia tutta la mattina, perché sarà veramente uno spettacolo molto molto... In caso di maltempo? Sì, la manifestazione si fa lo stesso. Non ci sono piani No. Le novità di quest'anno rispetto agli anni passati sono soprattutto l'aver ampliato un po', l'aver ampliato il territorio fondamentalmente, dalla provincia di Trieste si è andati oltre. Si può pensare anche a qualcosa di transfrontaliero per le prossime volte? Ma diciamo il progetto è nato proprio in questo senso qua, perché il nome Mitteleuropea porta, diciamo, a coinvolgere i paesi vicini. Il mio pallino sarebbe quello di fare un giro veramente per Croazia, Slovenia e Austria, e magari dedicando una giornata in più di gara, di manifestazione, perché il giro comunque comincia a essere complicato, però diciamo stiamo lavorando in tal senso. Speriamo che soprattutto le autorità sportive nazionali ci diano una mano in tal senso, cercando di evitare concomitanze con altre gare che purtroppo ci penalizzano sicuramente. Bisogna trovare un calendario molto, molto attento. È come quando fanno i calendari di Formula 1, ci sono le gare ogni 15 giorni, così dovrebbe essere anche in caso Quindi nostro. uno schema fisso praticamente? Sì, diciamo è una cadenza programmata? Una cadenza programmata, ma programmata con attenzione, perché manifestazioni come le nostre sono manifestazioni di alto profilo e soprattutto organizzativamente veramente importanti, veramente impegnative. Ecco. Durante l'anno quante manifestazioni di questo tipo si possono contare? Centinaia, diciamo in Friuli Venezia Giulia non ce ne sono. No, chiaro, io dico proprio a livello generale. Perché il cuore di questo sport, di queste manifestazioni, è la Lombardia, con la città di Brescia, che è sede della Mille Miglia, che è la gara in assoluto più importante al mondo. E quindi tantissime gare si svolgono in quelle zone lì, e comunque dove c'è anche una cultura dell'automobile molto diversa che da noi. Ecco, però noi abbiamo un vantaggio che secondo me è unico, di zone veramente straordinarie e poco conosciute, perché tanta gente che viene rimane a bocca aperta dei paesaggi, dei posti, delle location dove portiamo i concorrenti, che sono veramente straordinarie. Dice, come fate ad avere delle cose così belle, insomma. Questo come dicevo prima è una vetrina che giova molto alla città, molto al turismo della città, perché questi partecipanti fanno proprio i visitatori, e poi il passaparola sappiamo che è un'arma fortissima, no? Il passaparola è l'arma più forte in assoluto. Infatti noi abbiamo tantissime persone proprio che ci aiutano in tal senso, perché divulgano
questa nostra manifestazione come una delle più belle in assoluto. Ma adesso non lo dico perché sono qua io presente, ma è la verità. Ecco. In regione possiamo contare anche di un buon numero di appassionati in possesso anche di mezzi storici? Ci sono degli appassionati, però diciamo non ce ne sono tantissimi che fanno questa specialità, Okay. Perché questa è una specialità sportiva a tutti gli effetti. Io, come l'ho detto anche l'anno scorso, per esempio, fare una gara di regolarità, io la paragono quasi a una gara di tiro al piattello, perché per poter diciamo, fare il tempo in una gara di regolarità bisogna lavorare molto con freno, frizione, sterzo, motore e occhio per poter mirare bene il pressostato che è a terra. Quindi è come sparare al piattello, cioè il piattello c'hai un fucile, c'hai un cane, c'hai un mirino, E c'hai pochi secondi c'hai pochi secondi per partire, il piattello parte a sinistra, parte a destra, in alto, dritto, non si sa, e tu devi beccare il piattello. E così è la stessa cosa con la vettura, tu devi beccare il pressostato. Calcolate che gli specialisti più evoluti, quelli che poi vincono la 1000 miglia eccetera, girano con un errore medio di 2 centesimi al secondo per ogni passaggio. Però Non so se vi rendete conto di cosa vuol dire 2 centesimi di secondo. Sì, certo. Cioè è un'inezia, eppure ormai parecchi concorrenti girano con queste medie. Anche qua a Trieste avremo degli specialisti molto forti che non dico che gireranno 2, anche perché la gara è complicata, la nostra è una gara molto tecnica, perché naturalmente io, ti ripeto, avendo fatto gare dal 1986 non faccio una gara banale, ecco, faccio una gara un po' complicatina, ecco, e quindi com'è articolata la gara? La gara è una gara, la cosa è un po' complicata, diciamo che noi abbiamo dei tratti cronometrati con dei controlli orari, che quelli si svolgono al minuto e quindi sono abbastanza semplici, e dobbiamo seguire un percorso dato dal roadbook, preparato da noi naturalmente. Bisogna seguire il percorso e poi abbiamo dei tratti cronometrati. I tratti cronometrati possono essere di 10 secondi, come possono essere di 3, 4, 5, 20 minuti. Questi tratti devono essere percorsi esattamente al centesimo di secondo. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento che la ruota della vettura schiaccia il pressostato, parte il tempo. Quindi io devo arrivare al pressostato, quello successivo esattamente nel tempo stabilito. E diceva il margine il delay, insomma, no, il ritardo o l'anticipo è di centesimi di secondo. Però fra chi lo fa a livelli alti, immagino. Sì, beh certo, ci sono chi li fa a livelli alti e chi li fa a livelli un po' più turistici, più amatoriali, ma ognuno la prende nel modo che reputa più consono al suo spirito, no? C'è qualcuno che è molto, diciamo, molto competitivo e qualcuno meno, che gli interessa più che altro divertirsi con la macchina, partecipare, vedersi i panorami, mangiare bene in qualche location di alto profilo, regionale. Quindi ognuno la prende come crede. E diceva che fra un pressostato e l'altro ci possono essere tratti cronometrati anche di tot minuti. Sì. Lì la strategia qual è? Cioè l'itinerario ti dà la distanza e il tempo medio in cui viaggi, quindi uno si può fare i 2 calcoli. Sì, però certo. Immagino che per avere il margine a favore si cerca di andare un poco più veloce per poi eventualmente risparmiare alla fine. Esatto. Se so che sono arrivato con 1 minuto di anticipo, tiro sul minuto quando sono ormai sul traguardo. Esatto, sul roadbook c'è un dato che è la media del percorso, diciamo che bisogna tenersi abbastanza vicini a quella media lì, poi quando si arriva al punto di controllo
si ha un attimo di tempo per poter farsi i calcoli esattamente per il passaggio. E riprendere un po' le misure. Diamo gli estremi che abbiamo chiuso questa prima parte, la manifestazione si svolgerà non questo fine settimana, bensì il prossimo. Il prossimo vi aspettiamo tutti quanti, la maggior parte il pubblico possibile, in Piazza Unità d'Italia, sabato e domenica e anche il venerdì pomeriggio. Bene, io ringrazio Maurizio De Marco per averci spiegato le novità e averci parlato in maniera maggiormente approfondita della Mittel European Race di quest'anno e degli anni passati. Non mi resta che augurarle buona serata. Grazie a voi, grazie dell'invito. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Ben ritrovati con Trieste in diretta, cambio d'ospite, siamo in compagnia di Daniela Lucchetta che è presidente della Fondazione Lucchetta Ota d'Angelo Crovatin, ben trovata, buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera. Diverse e molteplici le iniziative vostre, ma partiamo dal 5 per 1000, è il periodo dove poi arriveremo a giugno, che saranno le scadenze per poi la destinazione del proprio 5 per 1000 e ci sono tantissime realtà sul territorio che operano a fin di bene e lo fanno tutto l'anno. Voi siete una di questi. Beh, direi che il 5 per 1000 è un'occasione per aiutare veramente chi si desidera aiutare, e senza che questo costi niente, no? Anzi è un modo molto bello e molto pratico. Direi che è il tempo della dichiarazione dei redditi, quindi un pensiero forse è giusto farlo. Pensiero è giusto farlo, poi tutti gli estremi si trovano online, anche se poi nelle fasi di dichiarazione chi la compila in maniera autonoma trova tutti i codici e quindi insomma in maniera automatica poi ha modo di poter scorrere anche quali sono le realtà a cui destinare il proprio contributo. Noi abbiamo seguito anche le recenti conferenze stampa anche per le vostre attività, c'era il collega Gianluca Paladin che ha fatto un po' un punto sul bisogno che c'è a Trieste e su quella che è la situazione alla fine sociale della nostra città. Beh sì, questo è un dato che proprio è emerso nell'ultimo periodo, soprattutto proprio perché è aumentato in maniera esponenziale il numero delle persone che noi aiutiamo attraverso il centro di raccolta di Via Val di Rivo. L'anno scorso, nel 2022, sono state più o meno 16.000 persone quelle che sono arrivate proprio nel nostro centro a chiedere aiuto in vario modo e questo numero purtroppo è aumentato nel 2023, quindi effettivamente diciamo che il negozio non è un negozio, in realtà è un centro di raccolta, ma fotografa una situazione che è un po' lo specchio di una parte della città. È un termometro sicuramente. Sicuramente sì, purtroppo è vero che ci sono molti migranti, molte persone di passaggio, ma ci sono anche persone che invece sono stanziali nella nostra città. Viene definita talvolta la nuova povertà, quella di quel ceto medio che una volta si definiva ceto medio, che oggi però fra precarietà e fra altre motivazioni si trovano in difficoltà. Anche i report della Caritas ci hanno detto questo. Sì, questo è forse anche la fascia più difficile da aiutare, no? Perché sono persone che non sono abituate a chiedere aiuto e a dipendere dagli altri, quindi si trovano in una difficoltà anche psicologica notevole. Io faccio spesso questa domanda, ma so che la risposta è molto difficile. Quanto c'è di, mi passi il termine, sommerso dietro a quello che è la situazione sociale dei territori? Noi parliamo di Trieste perché siamo qui, però insomma vale per tutto, per tutti i posti. Dipende da che tipo di risposta vuole sentire, è difficile. Lei ha fatto un esempio, adesso mi scusi se le interrompo, lei ha fatto un esempio proprio da parte di quelle persone che non sono abituate e si trovano magari per la prima volta nelle condizioni di chiedere aiuto e non lo fanno per una questione di dignità, di vergogna. Questo può essere uno di quel sommerso, sono no? Tante, in questo caso intendevo. Queste persone, sì, e capita più di qualche volta che qualcuno mi fermi per strada perché mi riconosce e mi ringrazia, e veramente io resto sempre senza parole, perché le persone effettivamente esprimono una grande gratitudine in questo senso. C'è anche tanta beneficenza, per fortuna, da parte dei singoli e da parte delle aziende, da parte dei gruppi. Sì, direi di sì, anche se non viviamo un momento facile, certo. Proprio perché c'è questa crisi, per cui le associazioni vanno anche aiutate, no? E quello che è diventato un po' lo slogan, aiutaci ad aiutare, però effettivamente è così, noi abbiamo bisogno del supporto delle persone
persone per poter continuare a dare, poter continuare a fare quello che la Fondazione fa da 30 anni oramai. Saranno 30 anni il prossimo anno. Infatti, avete già in mente qualche particolare celebrazione per il trentennale? Beh, abbiamo diverse cose che bollono in pentola, ancora non sono definite, sicuramente ci sarà il premio Lucchetta quest'anno verrà portato avanti proprio fino al gennaio 2024, in modo da arrivare proprio al 30° anno, no? Sia purtroppo della morte dei nostri inviati e sia della nascita della Fondazione. Sarà articolato su più giornate, partirà alla fine dell'anno e dovrebbe culminare proprio alla fine di gennaio, ma ci sono anche altre cose che spero di riuscire a realizzare, adesso forse un po' prematuro. No, vabbè, insomma, se c'era già qualcosa con piacere. Ci sono anche c'è anche una necessità di stringere le collaborazioni, le reti di contatto fra una realtà come la vostra, gli eventi, le istituzioni, cioè c'è tutta una catena di anelli che si legano, no? Sarebbe bello sentirle un po' di più, devo dire la verità. Le istituzioni sotto questo aspetto fanno molto conto su di noi, no? Sì, questo è vero. Infatti, è un po' questo credo un problema. Forse danno troppo per scontato anche, no? La vostra presenza. In parte, ma poi ci si è abituati al fatto che il terzo settore risolve molti problemi all'Italia, proprio al di là della città. Adesso non sto parlando solo a livello locale, ma il terzo settore è insostituibile. Io non so cosa sarebbe l'Italia se non ci fossero tante associazioni e tanto volontariato. È in atto una riforma del terzo settore, che però non mi pare di aver capito che sia stata così ben molto farraginosa, definita. E anche noi stiamo facendo tutte le documentazioni necessarie per aderire al nuovo registro. Ma è troppa burocrazia in quel caso? Beh, è complicata direi, io poi non seguo questo aspetto, però effettivamente è complicata, da quello che sento più di qualche imprecazione. No, ok, questo è un indice abbastanza emblematico. Parlavamo prima fuori onda della Barcolana, uno degli eventi più importanti della città, forse il più importante, poi questo lo diranno altri, voi sarete partecipi in questo nuovamente con un'attività che l'anno scorso avete avviato, non dico frettolosamente, però insomma... La Barcolana ha aderito alla rete del dono, no? Ha attivato un charity program per cui ogni equipaggio può affiliarsi a una onlus di sua scelta ovviamente e attraverso la propria pagina, le proprie iniziative aiutare questa onlus. Sicuramente la Fondazione partecipa, quindi se ci volete aiutare anche così trovate tutto sulla pagina della Barcolana 2023. Quanto c'è di comunicazione dietro una fondazione come la vostra? Tanto è fondamentale direi, non è mai abbastanza in realtà, perché la comunicazione serve per attivare altre cose, è un po' una catena, no? Poi per farsi conoscere e soprattutto anche per restituire alle persone quello che loro ci hanno dato, perché è giusto che le persone sappiano quello che la Fondazione fa con i fondi che magari elargiscono, e credo che una delle forze della Fondazione sia proprio il fatto che è sul territorio, quindi infatti. Per le persone è facile venirci a trovare. È identificabile, è visibile. Ci sono tanti volontari che vanno e vengono, per esempio, persone che ci aiutano per un certo periodo e altre che poi si fermano oppure riprendono dopo un certo periodo di tempo, perché poi insomma la vita cambia, i momenti che si vivono sono tanti, no? Per cui il fatto di poterci raggiungere con tanta facilità è sicuramente una gran cosa. Nel corso dei tanti anni della Fondazione, qual è stata l'evoluzione che lei ha visto in quella che è la richiesta di aiuto da parte delle persone? È cambiata? È rimasta tale? Territorio? Del territorio, se vogliamo restare in un ambito più... però se no, insomma, se il volume può essere più interessante come dato anche altrove, va bene lo stesso. No, io direi che purtroppo per quel che riguarda il mondo... Noi siamo partiti con i bambini dei Balcani, perché l'idea era quella all'inizio, anzi tutto è partito da un bambino, no? La storia penso che ormai la si conosca. Però lavoravamo soprattutto con i bambini dei Balcani in quegli anni. Poi il mondo è in fiamme dovunque, cioè noi veramente viviamo in un'isola felice e non ce ne rendiamo neanche conto, per cui effettivamente la domanda è aumentata in una maniera tremenda, esponenziale. Sì. Per quel che riguarda il dato locale è quello che dicevamo prima, purtroppo il Covid e la crisi che è seguita al Covid, tutte queste cose si sono fatte sentire in maniera molto pesante in città. E come si risolve? Che cosa? Il fatto che
all'aumentare della domanda l'offerta probabilmente resta tale. Non si soddisfa la richiesta di tutti. Lei mi fa una domanda che onestamente io non sono in grado. No, certo, l'ho fatta in maniera un po' retorica però. Sì, perché qua ci vogliono programmi, penso, e riforme che devono essere messe in atto dal governo. Chiaro. Noi possiamo tamponare, possiamo aiutare, possiamo esserci. Ecco, la Fondazione c'è. E soprattutto voglio dire una cosa. La Fondazione cerca di essere sempre dove serve che ci sia, no? Allora è partita con i bambini e continuiamo con i bambini, perché purtroppo quello che dicevo, i bambini sono ma non solo perché i bambini, le persone sono un'emergenza terribile. E per questo motivo noi abbiamo aiutato in questi anni anche a realizzare dei piccoli corridoi umanitari a seconda delle nostre potenzialità ovviamente, però abbiamo aiutato persone che uscivano dall'Afghanistan, dall'Iraq, abbiamo aderito ai corridoi umanitari quando abbiamo potuto anche della comunità di Sant'Egidio e oggi stiamo rivolgendo la nostra attenzione ai migranti, alle famiglie dei migranti che arrivano con bambini che possono avere bisogno di noi, bambini malati, bambini in difficoltà, bambini traumatizzati. E siamo partiti con un CAS che abbiamo fatto, cioè che abbiamo stipulato insieme alla, come si chiama, alla prefettura, perché siamo stati chiamati con l'emergenza degli ucraini. Ecco, difatti volevo domandare su quello. Sì. Però noi adesso stiamo cercando di allargare questo discorso, perché ci rendiamo conto che questa è l'emergenza dell'Italia in questo momento e del nostro territorio, perché il nostro territorio accoglie tutte le persone che scappano attraverso la rotta balcanica. Certo. Siamo veramente un punto una porta d'ingresso. Sì, assolutamente sì. Un po', si parla tanto di Lampedusa e dei porti, perché è giusto così, perché anche lì arrivano, ma ne arrivano tanti anche qua. Però ecco, questo mi spinge a farle una domanda, più che una riflessione che una domanda, me ne rendo conto. Lei ha detto, sono d'accordo anche con questo perché lo si vive in città, Trieste è la porta d'accesso per tante persone che cercano una situazione diversa, hanno bisogno di aiuto e che provengono dall'est Europa o del Medio Oriente, insomma comunque dall'est rispetto a dove siamo noi. Però ci sono altri paesi che potrebbero fungere anche questo apporto, la Slovenia stessa, l'Austria, se guardiamo al centro-nord Europa. Anche lì si attivano strutture in realtà come la vostra, oppure è maggiore l'aiuto che l'Italia riesce a dare perché culturalmente lo fa da tanti anni? Cioè vengono a Trieste perché trovano una fondazione. A lei sembra che trovano una l'Italia fondazione in Croazia? A lei sembra che l'Italia lo faccia? Non dovunque. A me non sembra sinceramente, cioè a me sembra che quello che fa la nostra associazione o che fa qualche... Sì, io parlavo delle associazioni, attenzione. Questo però non è l'Italia, questo è il volontariato, siamo sempre lì. Beh, questo è vero. Allora io penso che sinceramente la chiusura che è stata messa in atto da alcuni paesi europei sia proprio vergognosa, sia qualcosa che fa disonore all'epoca che stiamo vivendo, perché noi vorremmo essere considerati una civiltà e non ci stiamo comportando in maniera civile, perlomeno non l'abbiamo fatto. E credo che quindi tutto sommato quello che è successo anche con la rotta dei migranti qui, le chiusure, i muri, i cani alla frontiera, i respingimenti che sono stati fatti, e tutto questo a me fa molto vergognare e mi fa pensare che quando si parla tanto di celebrazioni usando frasi del tipo non succederà più, ricordiamo perché non deve più succedere, in realtà siamo in una situazione per cui molto sta già succedendo e tutto sommato non ci sconvolgiamo neanche più che tanto. Sì, quando succede qualcosa che magari coinvolge un bambino oppure dei numeri impressionanti come è successo giù in Calabria, ecco, allora l'opinione pubblica per qualche giorno sicuramente è sconvolta. Ma poi non è la colpa delle persone singole ovviamente, però questo è un problema, anche la domanda che lei mi pone è un problema enorme che va risolto ovviamente a livello europeo. Io non credo che l'Italia possa da solo risolvere il problema dei migranti, però penso anche che tutti i soldi che sono stati spesi per finanziare i respingimenti, i campi in Libia, i campi in Turchia e per fermare queste persone, anziché aiutarle ad arrivare attraverso corridoi umanitari, mettendo in atto dei programmi e dei progetti che potessero aiutarli nell'inserimento nei paesi europei, nei vari paesi europei, non solo in Italia. Penso che tutti questi soldi sono stati veramente non solo sprecati, ma usati in maniera criminale.
perché noi sappiamo quello che avviene nei campi profughi e sappiamo quello che avviene nei campi libici, e quindi parlare di respingimenti, di blocchi e di non accoglienza a me personalmente fa orrore. Poi basta andare in Bosnia per vedere che anche lì il passaggio di chi vuole risalire i Balcani, l'abbiamo detto prima, è ostacolato, quindi non serve magari Guardi, neanche... basta fare la fatica di guardare un film, Trieste bella di notte. Sì. Secondo me, a parte che è un film molto bello, ma è anche molto dolce rispetto alla realtà che vivono queste persone, perché dolce è un termine ovviamente, sì. ma è dolce, l'ho incamerato, ho capito, sì. ma è dolce rispetto a quello che loro passano, perché non fa vedere veramente l'orrore di quello che può essere il respingimento, la paura, l'attraversare un bosco di notte inseguiti dai cani, picchiati dalle milizie, bambini che sono costretti a fare questo e più volte, perché ci sono famiglie che hanno tentato l'attraversamento 15, 16, 17 volte. Sì, vero. Ecco, e questo è, cioè se io penso a mio nipote che ha 3 anni e mezzo in una situazione di questo genere, Mi vengono i brividi. No, non posso accettarlo, no? Però allora perché sono pronta ad accettarlo su un bambino afghano? In Bosnia, se non sbaglio, c'è quello che chiamano il game, o hanno un termine forse... Sì, è stato chiamato così. Sì, è stato chiamato perché così, è un perché gioco, sembra essere una sfida, sì. dover superare Sì, un determinato lasso di terreno per potersi considerare in qualche modo, non dico salvi, ma oltrepassare un ostacolo dettato da violenza, torture Sì, salvi e compagnia. poi è altro, perché Sì, anche, no, salvo, certo, sì, volevo dire, anche si supera magari, una soglia, ecco, insomma. Ma anche arrivare poi in una città come Trieste e ritrovarsi a dormire di notte per giorni e giorni al freddo, sotto la pioggia, in inverno e senza trovare un ricovero decente, questo non vuol dire mettere le persone in salvo. Quante storie diverse avete ascoltato voi nel tempo? Tantissime. Tantissime, veramente tantissime. In 30 anni sono passate persone palestinesi, yazidi, afghani, iracheni, somali, africani, etiopi, di tutto un po', africani un po' da tutte le parti, certo, no? Cioè argentini, venezuelani, veramente io non saprei neanche da che parte cominciare, perché poi le storie che toccano la fondazione toccano i bambini, no? Per cui di solito hanno molta presa, fanno anche molta impressione, ma parlare con quei genitori qualche volta è veramente qualcosa che ti rende reale quello che veramente succede nel mondo, perché sembra altrimenti soltanto qualcosa che si legge sul giornale, esatto, che si guarda passare in televisione, no? E alla fine si gira canale e il problema non esiste più, no? Avere davanti una persona che invece ha vissuto il trauma, non lo so, dell'ISIS, dei rapimenti, delle violenze, delle fughe, delle paure, averle davanti e sentirle raccontare è altro. Persone che si sono rivolte alla fondazione e poi hanno trovato anche modo di restare in città e crescere in città, oppure sono persone che si spostano molto? Ma dipende, certe persone sono tornate a casa, certo, perché ovviamente legittima volontà di tornare a casa, certo, in una condizione diversa. Certi arrivano proprio solo per curare i propri figli, no? Quindi certi tornano a casa, certi riescono a inserirsi anche in Italia e altri, e noi li aiutiamo, devo dire, sinceramente spendiamo molte delle nostre energie, forze e fondi anche in questo, e altri se ne vanno verso il nord Europa, non ce lo fanno neanche sapere, perché in realtà non è compito nostro aiutarli in questo, no? Per cui magari ci avvisano qualche volta, anzi solitamente ci avvisano, siamo arrivati anche qua, stiamo bene, insomma, in qualche modo, no? Ci ringraziano a distanza. Il vostro operato sul concreto, anche per spiegarlo a chi ci segue, nell'aiuto delle persone che si rivolgono a voi, in cosa consiste? Cioè è un'assistenza di informazioni, un supporto economico, è un supporto materiale? Diciamo che le persone che si rivolgono alla fondazione di solito si rivolgono alla fondazione perché hanno un bambino malato. Esatto. E quindi mandano tutti i documenti di questo bambino, noi li facciamo vedere al burlo e il burlo ci dice se questo bambino può essere preso in carico, cioè se ha una possibilità effettivamente di cura, di guarigione e quanto anche può venire a costare una cura di quel genere, no? Perché poi da soli non si fa niente, c'è sempre una rete intorno a noi.
E quindi il supporto che noi diamo poi è di tipo logistico per uscire dal paese, per avere i visti necessari e poi ovviamente per venire qua in maniera umana, certo, e non attraversando, ma attraverso i mezzi di cui noi disponiamo, gli aeroplani. E poi mandiamo a prendere ovviamente questi bambini dai nostri volontari, con i nostri autisti, li vanno a prendere nei vari aeroporti, nei posti dove arrivano, e poi li assistiamo fino a quando questo bimbo ha bisogno di... restano certo, a casa nostra, cioè a casa nostra, sì, nei centri che abbiamo, e restano con noi finché c'è bisogno, insomma. La Fondazione Lucchetta Otta d'Angelo Crovatin a Trieste è conosciuta, cioè ogni triestino gli si fa il nome, sa chi è e che cos'è. Questa sensibilità si traduce però in atti concreti da parte delle persone, oppure rimane li conosco ma tanto farà qualcun altro? Beh, c'è un po' e un po'. Un po' e un po'. Sicuramente noi, se siamo arrivati fino qua, e sono 30 sicuramente anni, anche grazie a... No, è solo grazie a loro, infatti, veramente, è solo grazie all'aiuto. All'inizio le istituzioni ci hanno anche molto aiutato, non è che posso dire, la regione ci ha dato dei fondi, la provincia ha messo a disposizione la casa di Via Valussi dandocela in comodato per 20 anni, poi noi l'abbiamo acquistata, però l'aiuto delle persone è stato straordinario. E certo che la crisi si fa sentire, certo, la crisi si fa sentire. Io penso, le elargizioni ci sono ancora, le persone, è vero, quello che lei dice è vero, la fondazione è nota, è conosciuta, sì, e la mia sensazione è che ci vogliano bene, perlomeno a fronte di qualche attacco che abbiamo anche ricevuto, perché succede anche questo, devo dire che tutte le volte che qualche cosa è successo abbiamo avuto veramente una schiera di persone che veramente si è schierata con noi, e quindi io devo dire la sensazione anche personale è estremamente positiva, cioè io tante volte, dicevo prima, vengo fermata dalle persone per vari motivi, ma la fondazione è sicuramente la cosa che mi ha reso diciamo nota in questa città, no? Le persone mi identificano. Sì, questo è anche un vantaggio, perché rimane comunque sempre il segnale che è presente sul territorio, anche identificandolo con una persona. Sì, insomma, penso non è poco, di sì. in una città piccola come Trieste, insomma... No, ovviamente poi insomma la persona, io rappresento in realtà la storia che mi porto dentro. No? Certo, assolutamente. E senta, per guardare anche al futuro, cercando di guardarlo con ottimismo, al netto del fatto che le difficoltà, come ha detto lei, sono in incremento, le difficoltà delle persone, voi avete una struttura che risponde a delle esigenze. Dove può arrivare la vostra capacità e dove potrà arrivare in futuro per continuare a fare dignitosamente la vostra operato? Questo dipenderà molto appunto da quanto... Da come si evolve? Sì, e da quanto le persone continuano a sostenerci, perché la nostra intenzione è di continuare anche, soprattutto con i bambini, sì, no? Che bene o male siamo nati, cresciuti e continuiamo con questo. Però questa è un'attività che è totalmente a carico della Fondazione insieme al centro di raccolta, e sono spese veramente molto alte, quindi se noi vogliamo continuare con questo abbiamo effettivamente bisogno del supporto delle persone, come è sempre stato in questi 30 anni. Il lavoro invece con i migranti è supportato dalla convenzione che abbiamo con la prefettura, certo. Quindi quello in qualche modo diciamo che si autogestisce. Sì, è no? coperto in qualche modo, fa parte di quel bando che viene poi emesso dalla prefettura, a cui partecipano in tanti. Noi cerchiamo di restare nel nostro, quindi abbiamo rivolto la nostra attenzione sulle famiglie, no? E sui bambini, visto che poi abbiamo un'esperienza direi ormai notevole in questo campo, bambini malati, bambini che hanno bisogno di noi, purtroppo ce ne sono sempre. Sì. Poi la fortuna di avere il Burlo, noi la diamo per scontata a Trieste. A vista dal di fuori non è proprio così, cioè viene riconosciuto questo livello di alta qualità. Sicuramente, poi a livello, sì, certo, a livello medico non discuto neanche, poi a livello personale si sono creati anche dei rapporti, devo dire, importanti, no? E abbiamo delle persone che veramente ci aiutano, ci supportano, ci consigliano, e non è poco. Noi abbiamo parlato recentemente con il dottor Conto della Fondazione,
Burlo Garofalo, che in qualche modo trovavo speculari alcuni aspetti anche di visione di come si stanno evolvendo le situazioni, le malattie, in questo caso poi, nel suo caso poi anche la sperimentazione di tecnologie che possano aiutare il loro lavoro, però sicuramente quando poi c'è un fine nobile si vede anche chi riesce a stare attorno e riesce a contribuire. Ma sì, quello che io voglio dire è che comunque aiutando noi si aiuta anche il Burlo, Sì, perché difatti, in realtà difatti. i soldi che arrivano da noi, che noi spendiamo per i bimbi, poi arrivano al Burlo. Sì, certo, infatti. Cioè non è sempre un giro. Noi abbiamo parlato della Barcolana guardando molto più avanti, perché siamo andati già fino a ottobre. C'è qualcos'altro in questo periodo estivo che aveva piacere di raccontarci in questa... Di raccolta fondi, di cose di Sì, questo qualche genere? attività di qualche tipo. Diciamo che in questo momento siamo veramente molto concentrati sulla ricerca di altri appartamenti. Ok. Perché noi abbiamo 25 ucraini adesso e abbiamo già preso altri 2 appartamenti per ospitarne altri 9, abbiamo calcolato che ce ne potranno stare altri 9 e vorremmo però ampliare questa accoglienza, proprio perché ci rendiamo conto che c'è un bisogno estremo. E siccome poi ci teniamo molto che questa cosa venga fatta con l'umanità che ha sempre contraddistinto la Fondazione, ci teniamo che questa sia un'accoglienza diffusa. Il centro che riunisce tante persone, le chiude in una specie di ghetto, non è tanto nelle nostre corde, per cui stiamo cercando degli appartamenti per cercare proprio e questo direi che è il lavoro che in questo momento sta impegnando di più la Fondazione. Abbiamo ancora un minuto, le volevo domandare se quindi lei mi conferma che un po' il riverbero di ciò che succede fra Ucraina e Russia è arrivato a Trieste fondamentalmente, era arrivato subito con i profughi nelle immediate giornate successive, però sembravano più che altro passaggi più che richieste permanenti di aiuto, passaggi temporanei. Si è assestata, mi pare di no, la situazione? Qualche persona è tornata indietro, altre invece sono rimaste e d'altra parte con la situazione che c'è ancora oggi è molto complicato avendo pensare, soprattutto esatto. dei bambini, credo che tornare sia veramente molto, molto complicato, pericoloso. I bambini poi fanno molto presto anche a inserirsi, a imparare la lingua, ad accettare, ad adattarsi. È molto più difficile per gli adulti. Decisamente. Io la ringrazio tanto per questa intervista, abbiamo chiuso così il nostro tempo a disposizione. Grazie dunque di nuovo a Daniele Lucchetta, Presidente della Fondazione Lucchetta Ota d'Angelo Crovatin. Noi ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguiti, una buona serata. Grazie. Arrivederci. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR3est.